Le vicende politiche nazionali e regionali che vedono la Lega come asse portante della maggioranza di centrodestra che sostiene la giunta guidata dal presidente Cristian Solinas, ma anche l'avvio del percorso che porterà alle elezioni amministrative in programma Nuoro nella primavera del 2020. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro promossi ieri in città dalla Lega, che ha visto la partecipazione di Andrea Cripa, vice segretario nazionale del Movimento. All'incontro, ospitato nella saletta Unifidi, hanno preso parte anche il segretario regionale della Lega Guido De Martini, Andrea Piras, segretario regionale di Lega Giovani, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, Giorgio Todde, assessore regionale di trasporti, e il consigliere regionale Michele Ennas. A fare gli onori di casa Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia e Riforme dell'Assemblea Sarda. Nel corso del dibattito ci si è soffermati sugli sviluppi del quadro politico nazionale, con la crisi di governo che ha portato alla nascita dell'esecutivo giallorosso sostenuto dal Movimento 5 Stelle e PD, mentre la Lega aveva chiesto il ritorno alle urne, ma si sono anche gettate le basi per l'impegno della Lega a livello cittadino in vista delle comunali. Scenderemo in campo con una nostra lista e siamo pronti a indicare il candidato sindaco, ha sottolineato Pierluigi Saiu, che è anche il coordinatore cittadino della Lega. Costruiremo una coalizione con tutte le forze che condividono con noi la necessità di una discontinuità netta con questa amministrazione, una discontinuità rispetto agli ultimi 30 anni di sinistra in città. Sinistra di cui anche Andrea Suddu, attuale sindaco, fa parte. Scenderemo in campo con una lista di persone per bene che vogliono dare un contributo positivo, persone che amano la propria città e che vogliono impegnarsi, ha proseguito l'esponente leghista. La presenza del vice segretario nazionale Andrea Cripa a Nuoro è un riconoscimento importante al nostro gruppo che sta crescendo e si sta rafforzando in città e in provincia. Per Nuoro vogliamo un governo forte capace di guidare un cambiamento vero.